Il cielo non è azzurro sopra la sanità del Friuli Venezia Giulia. Questo potrebbe essere anche il titolo con cui abbiamo confezionato questo servizio dopo la nuova polemica in seno alla maggioranza regionale di centrodestra sul piano oncologico elaborato dall'assessore regionale di competenza Riccardo Riccardi. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha dovuto nuovamente indossare i panni del pompiere, facendo quadrato attorno al suo assessore, isolando Anna Maria Cisint, europarlamentare, già sindaco di Monfalcone e responsabile sanità della Lega, che aveva attaccato, anzi virtualmente commissariato Riccardi sul piano oncologico regionale. Al momento il presidente sembra aver in parte spento il pericoloso incendio, ma i tizzoni sono ancora attivi con la stessa Cisint che non demorde nel suo affondo verso l'assessore e quest'ultimo, sollecitato dalla collega Monica Nardini, così risponde. Come tutte le strutture deve avere una specializzazione. Noi stiamo lavorando perché la minor frequenza di persone con cose complesse vada nei grandi ospedali, quindi nei 3 grandi ospedali, e invece la maggior frequenza con domanda meno complessa vada negli spoke, e gli spoke si debbano inevitabilmente specializzare, non possono fare tutti la stessa cosa. E questa è un'analisi fredda dalla quale noi ci riempiamo la bocca, spesso alimentati da pezzi di sistema che guardano più a loro stessi che all'interesse dei malati. Per la Lega presente la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, la quale alla domanda specifica in merito al ruolo della Cisint e alla polemica con Riccardi preferisce mantenere la barra dritta e da navigata lupa di mare evita pericolose secche tipiche della laguna tra Marano e Lignano. Per caso ha sentito comunque Anna Maria Cisint? Ok, su questo allora al momento non desidera intervenire la consigliera.